La procura di Pordenone ha chiesto il giudizio immediato per Trikov, il 61enne che ha provocato l'incidente e costato la vita a 2 donne in A28, contestati velocità, guida in stato di ebbrezza e fuga. Il Tribunale amministrativo regionale ha avverato il sogno di ogni studente, ha annullato la bocciatura di un ragazzo decisa dal Consiglio d'istituto per i brutti voti in matematica. Ombrelloni già sold out a Legnano e Grado tra luglio e agosto, le prenotazioni indicano un ritorno alle presenze pre-pandemia. Sabbiadoro apre la spiaggia attrezzata già nel weekend di Pasqua. Sofia potrà operarsi a Cipro e tornare finalmente a camminare senza stampelle. Sono passati solo 13 giorni dal suo appello e già sono stati raccolti fondi per consentirle di sottoporsi all'intervento. L'esito degli accertamenti dopo il problema al flessore della coscia destra parlano di lesione. Betto dovrà stare fuori almeno un paio di settimane. Salterà Empoli, Salernitana e Bologna. Buonasera e ben ritrovati a nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Giudizio immediato, questa è la richiesta della Procura di Pordenone per Dmitry Trikov, il 61enne bulgaro che ha causato l'incidente mortale in A28 a fine gennaio. All'uomo, ora ai domiciliari, sono contestati l'eccesso di velocità, la guida in stato d'ebbrezza, la fuga e l'omissione di soccorso. La Procura di Pordenone, al termine delle indagini preliminari, ha chiesto il giudizio immediato per Dmitry Trikov, il cittadino bulgaro 61enne, residente a Pordenone, che il 30 gennaio ha causato un incidente in A28, nel quale sono decedute 2 donne, Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, e rimaste ferite 2 bambine piccole, figlie di quest'ultima. Dopo gli accertamenti effettuati dalla Procura guidata da Raffaele Tito, anche attraverso la raccolta di testimonianze e gli esami medico-legali, oltre a una perizia che ha stabilito che la velocità del SUV guidato da Trikov era di 180 km all'ora, il quadro generale è apparso chiaro agli inquirenti. Per questo, fa sapere il procuratore Tito in una nota, si ritiene che i profili di colpa si debbano individuare nell'eccessiva velocità tenuta da Trikov, nella guida in stato d'ebbrezza e nell'omesso rispetto della distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva. L'uomo, difeso dagli avvocati Loris Padalino e Gianni Massanzana, era stato trovato con un tasso alcolemico 3 volte superiore alla norma, ma solo dopo che era stato rintracciato dalla polizia nella sua casa, dove era scappato in seguito all'incidente, dove diceva di aver bevuto un bicchiere di vino per lo spavento, tesi che andrà dimostrata da una perizia durante l'incidente probatorio. Trikov ora si trova agli arresti domiciliari a Pordenone con braccialetto elettronico. La procura gli contesta anche l'aggravante di essersi dato alla fuga, omettendo di prestare soccorso alle persone ferite, tra le quali anche i genitori di Jessica Fragasso, che viaggiavano nell'auto davanti a quella delle donne decedute. Sono entrati nel crepapelle sfondando la porta con l'automobile dopo la tentata rapina. Oggi sono stati condannati dal Tribunale di Udine. Tentano di rubare l'automobile, picchiano il proprietario e non contenti entrano in discoteca con l'autovettura. Per questo 2 uomini, un albanese di 31 anni residente a Reana del Royale e un bosniaco di 33 anni residente a Udine, sono stati condannati dal Tribunale di Udine per tentata rapina, lesioni e danneggiamento, rispettivamente a 1 anno e 2 mesi di carcere, pena sospesa, e 1 anno e 8 mesi di reclusione. Tutto è accaduto nella notte del 24 novembre 2018. Un dipendente del crepapelle di Tavagnac è uscito dal locale e ha sorpreso i 2 mentre stavano forzando la serratura della sua automobile. Ne è nato un diverbio e i condannati si sono scagliati contro di lui, colpendolo con pugni e mordendogli un dito. All'arrivo di altre persone, i 2 sono fuggiti dicendo al malcapitato che non finiva lì. E infatti sono ritornati per sfondare la porta della discoteca con la loro automobile. Il bosniaco dovrà anche versare 3.000 euro di danni. Potrà essere rimossa l'autogru crollata ieri a Pordenone e caduta su 2 case. La Procura ha dato il via libera all'operazione che si preannuncia molto complessa. A occuparsene sarà una ditta specializzata supportata dai Vigili del Fuoco. Cominceranno domani mattina alle 8 le operazioni di rimozione del camion gru che si è ribaltato lunedì a Pordenone, in via Planton, dove stava operando su un cantiere in fase di chiusura per lo smontaggio di una gru edile alta 30 metri, impiegata nella realizzazione di una palazzina residenziale. Il mezzo era in uso all'azienda udinese Sfedil, preso a noleggio dalla Veneta Carpin. Il braccio in acciaio è crollato tra 2 case, facendo cadere parte della gru sul tetto di un'abitazione e sulla recinzione esterna di un'altra, provocando molti danni ma fortunatamente senza causare feriti,
neanche tra gli operai che stavano manovrando il mezzo pesante. Nella giornata di ieri i vigili del fuoco di Pordenone hanno tolto il contrappeso e altre parti pericolose e la strada è stata completamente interdetta al traffico. Il cantiere e i mezzi sono stati posti sotto sequestro e la procura di Pordenone, che ha affidato una perizia a un consulente già effettuata, ha aperto un'indagine contro ignoti per crollo colposo prima di dare il via libera all'operazione, la quale si preannuncia complicata e probabilmente servirà un'intera giornata di lavoro o forse più per ripristinare la situazione. Ad occuparsene sarà una ditta specializzata che si avvarrà del supporto dei vigili del fuoco. Il braccio meccanico crollato, lungo oltre 40 metri, andrà sollevato senza causare altri danni, ma la vicinanza delle due case rende tutto molto complesso. Anche le famiglie residenti nelle due villette coinvolte attendono con ansia l'esito delle operazioni, dopo il grande spavento provato in occasione del crollo. La perdita del carico da alcuni mezzi pesanti coinvolti in diversi incidenti stradali ha causato dalle 7:30 di questa mattina code e rallentamenti sull'autostrada A4 in direzione Venezia. Fortunatamente nei sinistri nessuno è rimasto ferito, ma i disagi al traffico si sono prolungati. Il primo incidente è avvenuto alle 7:30 fra tre mezzi pesanti tra il nodo di Portoguaro e San Stino di Livenza. Alle 9 si è poi verificato un tamponamento nel tratto tra corsie sul ponte e sul tagliamento. Dei due autoarticolati coinvolti, uno ha perso il carico di granaglie. Un terzo sinistro si è verificato alle 9:30 all'altezza del casello della Tisana e ha coinvolto due mezzi pesanti con la perdita di travi di legna. Le Fiamme Gialle hanno individuato una vera e propria industria del tarocco dove si riproducevano ricambi e accessori per auto contraffatti. Le perquisizioni in tutta Italia, anche a Trieste, sono stati sequestrati 400.000 pezzi e denunciate 25 persone. Sono state eseguite perquisizioni anche a Trieste nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza in diverse città italiane che ha portato ad un maxi sequestro di ricambi per auto contraffatti e alla denuncia di 25 persone. Sono oltre 400.000 i ricambi e gli accessori con marchi di noti brand sequestrati in tutta Italia. Oltre a Trieste coinvolte Torino, Milano, Mantova, Teramo, Roma, Brindisi, Rimini, Matera, Reggio Emilia, Bari, Foggia e Potenza. Quello dei ricambi contraffatti rappresenta un business fiorente e redditizio e i consumatori sono sempre più attratti dai prezzi vantaggiosi praticati anche sul mercato dell'e-commerce, sottovalutando i rischi di sicurezza stradale cui si espongono a causa dei carenti standard qualitativi. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato carene, parafanghi, coprimotori, coprisedili e spazzole tergicristallo, tutti con marchi di note case automobilistiche. Erano prodotti da una vera e propria industria del tarocco, al cui interno plotter e stampanti erano in piena produzione. Sono stati sequestrati circa 20.000 metri quadrati di carta per stampe in alta definizione, potenzialmente utilizzabili per la realizzazione di ulteriori produzioni illecite, da destinare anche alla grande distribuzione organizzata. Il TAR regionale ha avverato il sogno di ogni studente, ha annullato la bocciatura di un ragazzo e ha bocciato invece l'istituto scolastico. Il consiglio di classe lo rimanda per i pessimi voti in matematica e poi lo boccia. Il TAR invece lo promuove. Il Tribunale amministrativo regionale ha annullato la non ammissione alla quarta classe di uno studente della regione. Il ragazzo, ora maggiorenne, è ricorso contro la bocciatura perché durante l'anno l'istituto non aveva attivato o suggerito attività di recupero e non ne aveva parlato con la famiglia. Solo dopo averlo rimandato, i docenti avevano dato alcune indicazioni generiche. I giudici hanno dato ragione al giovane, in quanto, pare imputabile proprio alle inadempienze dell'istituto scolastico, si legge nella sentenza, la circostanza che l'alunno non abbia potuto acquisire piena consapevolezza delle criticità nella preparazione maturata e conseguentemente porvi rimedio nel corso dell'anno scolastico stesso. Inoltre il TAR ha sottolineato come la scuola, nel giudizio conclusivo, non ha tenuto conto dei risultati raggiunti nelle altre materie, dell'impegno, dell'assidua presenza alle lezioni e del comportamento pienamente positivo. Era imputato di bancarotta per aver aggravato la situazione di Postal Market fallita nel 2015. Il Tribunale di Udine ha assolto Diego Di Tommaso perché il fatto non sussiste. L'avvocato Luca Ponti, l'accusa è stata un'ingiustizia di sistema. In questa storia nessuno è colpevole, ma tutti ne pagano le conseguenze. La vicenda è quella di Postal Market, lo storico catalogo acquistato nel 2003 dal gruppo Bernardi, catalogo fallito prima nel 2015 e poi definitivamente nel 2016. Tutti fatti precedenti alla rinascita del marchio e all'attuale Postal Market. Protagonista è Diego Di Tommaso, figlio di Riccardo, creatore del gruppo nato a San Giorgio di Nogaro. Nei giorni scorsi Diego Di Tommaso è stato assolto perché il fatto non sussiste dal Tribunale di Udine dell'accusa di bancarotta semplice.
L'imputazione riguardava proprio la gestione di Postal Market. Amministratore unico dal 2010 al 2014, avrebbe aggravato il dissesto della società non chiedendone il fallimento, facendo così lievitare i debiti dai 12 milioni del 2013, anno dell'insolvenza, ai quasi 31 milioni del 2015. Si tratta, spiega il difensore, l'avvocato Luca Ponti, di un'ingiustizia di sistema. Il mio assistito ha atteso per 1 anno e mezzo che il Ministero delle Attività Produttive mettesse la società in amministrazione straordinaria con la nomina di un commissario. Allo stesso tempo, continua, secondo l'accusa avrebbe dovuto portare i libri in tribunale. Suo malgrado si è trovato tra l'incudine e il martello. Di Tommaso ha solo rispettato la legge, ciò gli è costato un'imputazione per la quale il PM ha chiesto 6 mesi di reclusione e i danni da risarcire al curatore, conclude il legale. Per fortuna, oltre al danno, non c'è stata anche la beffa ed è stato assolto da tutto. Ombrelloni già sold out a Lignano e Grado tra luglio e agosto. Le prenotazioni registrate sin qui sono di buon auspicio per la prossima stagione estiva. Se ne è parlato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Il presidente della Regione Federica ha detto che le premesse fanno pensare ad un recupero dei dati del 2019, anno dei record per il turismo in Friuli Venezia Giulia. In alta stagione già sold out nella prenotazione degli ombrelloni a Lignano Sabbiadoro e Grado. I primi segnali in vista dell'imminente stagione estiva sono molto incoraggianti e sono stati sottolineati in occasione della Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano. GIT e l'Isagest hanno aperto da alcune settimane le prenotazioni con riscontri molto importanti nella parte centrale della stagione. Il tema della sicurezza, affrontato con attenzione lungo i litorali del Friuli Venezia Giulia nei 2 anni di pandemia, è tra i principali elementi di vendita delle località turistiche del nostro territorio. Il 2022, è stato ricordato alla BIT, sarà molto probabilmente l'anno in cui il Friuli Venezia Giulia si attesterà al primo posto in Italia per il recupero della quota di turisti persi durante il periodo della pandemia, facendo tornare così il movimento ai livelli del 2019, l'anno dei record per la nostra regione. Stiamo avendo dei segnali importanti nella risposta turistica nella nostra regione anche per il 2022. Devo dire che l'anno 2021 è stato un anno sopra le aspettative, ma il 2022 di fatto ci farà recuperare, secondo le previsioni anche di Demoscopica, l'afflusso che abbiamo visto nel 2019, l'anno dei record per il Friuli Venezia Giulia. Siamo la regione che in Italia recupera di più in assoluto rispetto al 2019 nel 2022 e noi stiamo puntando proprio a questo, cioè cercare di stabilizzare il turismo sapendo le difficoltà internazionali ancora che ci sono e quindi il turismo di lungo raggio soffrirà, ma invece il turismo nazionale potrà darci delle importanti soddisfazioni per continuare a far crescere l'attrattività del nostro territorio. Anche le importanti interlocuzioni che abbiamo con le compagnie aeree per i collegamenti con il Friuli Venezia Giulia è un'altra parte fondamentale, perché al turismo e al turista dobbiamo dire quanto è bello poter visitare il Friuli Venezia Giulia, ma ovviamente dobbiamo anche dargli la possibilità di arrivarci, e quindi l'integrazione di queste strategie tra la mobilità e la promozione è fondamentale. Il 70% delle prenotazioni per le festività pasquali in regione sono indirizzate sulle località di mare e hanno una media di 2 giorni di permanenza. Le previsioni primaverili intensificano la voglia di mare e a Lignano Sabbiadoro dopo 2 anni tornano attivi servizi che per la pandemia a Pasqua non erano accessibili, come la spiaggia, e verranno infatti allestite delle aree attrezzate con ombrelloni e lettini a partire da questo weekend. Le prenotazioni per Pasqua in regione hanno una media di 2 giorni di permanenza e il mare sembra essere più gettonato rispetto alla montagna. Secondo Paola Schneider, presidente di Federalberghi, la tendenza a prenotare last minute può variare gli scenari, anche perché oltre alla Pasqua si prospettano 2 weekend di ponte con il 25 aprile e il 1 maggio. Al momento per le vacanze pasquali le prenotazioni si attestano al 70%, segnando una buona partenza soprattutto per la stagione estiva del mare, come conferma Enrico Guerin, presidente Ascom Lignano, mentre in montagna il flusso sarà prevalentemente giornaliero, complice la chiusura degli impianti sciistici, come conferma il presidente Ascom Tarvisio Diego Bellotto. Il sole e le temperature primaverili intensificano la voglia di mare e a Lignano Sabbiadoro dopo 2 anni tornano attivi i servizi che per la pandemia a Pasqua non potevano essere accessibili, come la spiaggia. Verranno infatti allestite delle aree attrezzate con ombrelloni e lettini di competenza della Lignano Sabbiadoro Gestioni. In corrispondenza dei 4 bar di spiaggia gestiti da Visagest, quindi il Beach Bar, il Bar Aurora, il Bar Smeraldo e il Bar Perla, che sono equamente distribuiti lungo il litorale di Sabbiadoro, saranno aperti e in prossimità del bar ci saranno delle aree attrezzate con materiali di spiaggia. Avremo anche servizio di salvamento attivo
e poi dal 30 di aprile ufficialmente inizierà la stagione balneare e saremo operativi al 100%. Uno strumento agile e immediato per andare alla scoperta della friulanità nel Veneto orientale. La guida presentata oggi a Bibbione negli spazi della delegazione comunale. Una guida per scoprire la friulanità del Veneto orientale. Il territorio preso in esame approfondi i legami storici e culturali con il Friuli, risalenti all'epoca romana, quando la città di Iulia Concordia dipendeva giuridicamente ed economicamente da Aquileia. L'obiettivo qual era? Era di individuare dei cosiddetti POI, che vorrebbe dire Point of Interest, quindi degli elementi di particolare rilievo e interesse, e sia in ambito materiale che immateriale, quindi sia edifici, opere d'arte, eccetera, ma anche tradizioni, storie e così via, e che potessero dare il senso della presenza, della continuità della cultura friulana in questo territorio. Devo dire che è stato un lavoro piuttosto lungo, perché abbiamo trovato tante più cose di quelle che pensavamo, abbiamo dovuto fare una cernita, alla fine abbiamo salvato un centinaio di questi elementi, questi punti. Dopodiché questa è stata la base per costruire il resto del progetto, perché si tratta di un progetto di promozione turistica fondato sulle culture delle lingue minoritarie. La cronaca, la polizia di Gorizia ha arrestato un uomo di 24 anni, cittadino moldavo, per il reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. Il giovane è stato anche denunciato all'autorità giudiziaria per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Nella sua auto hanno viaggiato 12 cittadini stranieri che sono risultati essere pakistani irregolari in Italia. Dagli accertamenti è emerso come 4 di essi fossero stati stipati nel bagagliaio. Ultimate le procedure di identificazione, i migranti sono stati affidati a una struttura di accoglienza. Mentre a Udine continua l'accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, le forze dell'ordine lavorano insieme per controllare la ripresa dell'arrivo di profughi dalla rotta balcanica. Il prefetto di Udine rassicura che la situazione è costantemente monitorata. Al momento è tranquillizzante, ma come io dico spesso non bisogna mai abbassare la guardia, nel senso che poi il sistema di accoglienza è fortemente provato. Quindi abbiamo recuperato molte strutture di accoglienza per l'emergenza ucraina ovviamente, ma siamo sempre in bilico. Buon ultima l'emergenza della rotta balcanica, che comunque lo sappiamo benissimo in questo periodo può essere comunque importante. Al momento la situazione è sotto controllo grazie anche alla disponibilità e poi all'attività continua che comunque la Polizia di Frontiera svolge al valico, su cui l'identificazione è fondamentale. Al momento non abbiamo segnali di insicurezza dal punto di vista dell'accoglienza, però ovviamente dobbiamo stare molto attenti e sempre calibrati in un difficile equilibrismo. Apriamo ora il capitolo dedicato alle celebrazioni per i 170 anni della Polizia di Stato. Partiamo da Udine, che ha festeggiato la ricorrenza con una cerimonia in sala Aiace. La Polizia di Stato della Questura di Udine ha festeggiato il 170° di fondazione in sala Aiace. Nel corso della cerimonia, che si è svolta in presenza dopo 2 anni di pandemia, è stato sottolineato come l'azione coordinata delle varie forze dell'ordine abbia portato a sensibili miglioramenti della qualità della vita in città. Io penso che ce l'abbiamo fatta, lo dimostrano i dati della criminalità, i reati non sono in crescita rispetto al trend che si è verificato, che c'è stato negli ultimi anni, sono aumentati gli arresti, sono aumentate le denunce. E anche la situazione dell'ordine pubblico, benché ci abbia molto impegnato, perché per mesi abbiamo avuto molte manifestazioni di dissenso, ma anche la situazione dell'ordine pubblico in provincia di Udine non ha avuto scossoni, non ha avuto situazioni di emergenza particolari come si è verificato altrove, e quindi un grazie a tutte le istituzioni ma anche a tutta la collettività. Anche Pordenone ha celebrato il 170° anniversario della Polizia di Stato con una cerimonia nella sala consiliare dell'ex provincia.
Aumentano i reati, seppur leggermente, in particolare furti e frodi informatiche, quasi 40 i chili di droga sequestrata, 43 ammonimenti per stalking e 83 rimpatri con foglio di via obbligatorio. Sono i dati principali dell'attività dell'ultimo anno della Polizia di Stato di Pordenone, che oggi ha celebrato il 170° anniversario. Sono dati positivi che riscontrano una situazione dal punto di vista della criminalità a Pordenone che è assolutamente al di sotto della media, molto al di sotto della media nazionale, e quindi con una percezione anche della sicurezza su cui io tengo molto e ho ricordato molto nel mio intervento, che mi sembra assolutamente positiva nella cittadinanza di Pordenone. Non possiamo essere ovunque, il cittadino è ovunque e quindi è la prima sentinella del territorio dove vive. Il nostro dovere è di starlo ad ascoltare e di intervenire laddove è necessario. Durante la cerimonia, nella sala consiliare dell'ex provincia, sono anche stati consegnati gli encomi e le lodi per il personale che si è particolarmente distinto, oltre alle medaglie per i poliziotti andati in pensione. Celebrazioni anche a Trieste, dove nell'occasione sono stati presentati i dati dell'attività 2021. 170 anni e non sentirli. La Polizia di Stato ha compiuto oggi il genetriaco dalla Fondazione. Il questore Irene Tittoni, che a breve lascerà Trieste, ha tracciato il bilancio del 2021 che ha visto una particolare attenzione sul tema delle manifestazioni contro le scelte del governo in materia Covid. E che addirittura hanno polarizzato su Trieste anche i manifestanti di altri, provenienti da altre città italiane. Ci sono stati tentativi di infiltrazione da parte di frange estremiste all'interno appunto delle manifestazioni stesse. L'attività che abbiamo posto in essere ha consentito di gestire in sicurezza anche questo diritto di manifestazione. Sono in aumento i crimini in città, un più 5,4% di denunce legate però al paragone con il 2020 condizionato dal lungo lockdown. Ci sono stati anche 3 delitti e una sparatoria, fenomeni però isolati. Aumento direi abbastanza contenuto, non c'è stata un'esplosione di violenza. Non dimentichiamoci quel brutto fatto di settembre che però, come anche il procuratore generale aveva sottolineato all'inaugurazione dell'anno giudiziario, è un episodio assolutamente isolato, non è segno di una trasformazione di Trieste in città invivibile, è e rimane una delle più belle e più vivibili città d'Italia. Il motto del corpo è esserci sempre, in questo senso il rapporto tra istituzioni resta sempre molto forte. Adesso una fase complicata che vede protagonisti i fondi del PNRR con l'esigenza di rilancio per la nostra economia e dall'altra parte una guerra alle porte con il flusso costante di profughi dall'Ucraina. In tutto questo dobbiamo semplicemente ringraziare perché tutte queste criticità e questi momenti difficili sono stati affrontati con grandissima professionalità da tutte le forze dell'ordine, in particolare oggi va ricordato e va detto da parte della Polizia di Stato. Ed ora i dati della pandemia con una nuova impennata di contagi in regione. Proprio come martedì scorso si riscontra un nuovo picco di positività con ben 1474 casi. Le infezioni rilevate nell'ultima settimana sfiorano così le 9.000 unità. Aumentano anche i decessi, 8 nelle ultime 24 ore, le persone mancate anche a causa di complicanze legate al Covid. In quasi tutti i casi si tratta di persone anziane, tra queste segnaliamo il decesso di un 69enne di Fogliano Re di Puglia, 5 le persone morte nelle case di riposo. Aumentano a 3 i pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva, reparto che solamente sabato scorso aveva visto azzerare le persone in cura, scendono a 148 le persone ospedalizzate negli altri reparti. Infine sono oltre 24.000 i corregionali in isolamento. Il centro studi della Camera di Commercio Pordenone Udine ha presentato i dati dello stato di salute delle imprese del Friuli Venezia Giulia legato al numero di assunzioni. Crescono le assunzioni, ma si cominciano ad avvertire le conseguenze della crisi ucraina con il calo delle entrate. È un aprile in chiaroscuro quello che si profila dai dati del sistema informativo Excelsior analizzato dal centro studi Camera di Commercio Pordenone Udine sullo stato di salute delle imprese del Friuli Venezia Giulia. La frenata più importante la fa registrare il settore manifatturiero, che vede un livello delle entrate rispetto al previsto del meno 14%, pur rimanendo dati migliori dello scorso anno.
Anche le costruzioni registrano una frenata, meno 14,3% rispetto a marzo e meno 3,2% rispetto a un anno fa. Ciò che invece è in assoluta ripresa è il settore dei servizi, grazie alla ripresa del settore turistico, favorito dall'allentamento delle restrizioni per la fine dello stato di emergenza e dalle festività pasquali. Resta alta la domanda di lavoratori, con l'industria che cerca 2.780 persone da inserire in azienda, 2.180 lavoratori per le imprese della manifattura e 600 per quelle del settore costruzioni. Complessivamente invece nel settore dei servizi, considerando imprese, turismo e commercio, si cercano 4.920 lavoratori, pur con una grande prevalenza di contratti a tempo determinato. La metà delle aziende ha dichiarato alla Camera di Commercio difficoltà di reperimento di dipendenti, 10 punti in più rispetto allo scorso anno, percentuale che sale del 60% per gli operai specializzati. E addirittura nel settore delle costruzioni le aziende che dichiarano di aver difficoltà a trovare lavori sono il 96,4%. I soci dell'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana si sono ritrovati questo pomeriggio a Udine. Giovani e scuola sono due dei temi del centro all'attenzione dei sindaci del territorio. Ci anticipa alcuni dei temi il presidente dell'ACLIF, Marcus Marmeier. I giovani come ambasciatori della lingua friulana anche nelle sedi istituzionali, legge 482 come chiave di volta contro gli accorpamenti degli istituti scolastici e valorizzazione della bandiera friulana sono alcuni dei temi toccati dai sindaci del territorio che si sono ritrovati a Udine, a Palazzo Belgrado, per la riunione dell'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana. Nell'occasione sono state anche consegnate le fasce tricolori per i primi cittadini con il simbolo ricamato dell'ACLIF oltre a quello del municipio di appartenenza. Un'occasione per i sindaci per confrontarsi su quello che è stato fatto l'anno scorso, tantissimo, anche grazie a Telefriuli con il lancio dell'Isnovis, e poi per lanciare nuovi progetti per il futuro. La prima idea che vorremmo sviluppare insieme ai sindaci è una valorizzazione del friulano attraverso i consigli comunali dei ragazzi. Parliamo di giovani, c'è un tema importante relativo alla scuola. Tante comuni stanno affrontando il problema della denatalità, che significa anche la riduzione del numero minimo di studenti all'interno delle classi. Questo significa chiudere delle scuole. Abbiamo scoperto dal Veneto che alcuni comuni stanno chiedendo di essere riconosciuti come minoranza linguistica friulana, perché in questo modo possono utilizzare la legge 482 che tutela le minoranze linguistiche, che prevede che nei comuni dove c'è una minoranza linguistica il numero minimo di studenti diventa 10 anziché 15. Quindi noi che siamo in una regione sottospeciale, che abbiamo 3 minoranze linguistiche, dobbiamo chiedere che l'ufficio scolastico regionale avanzi una richiesta di aumento del personale per soddisfare le necessità delle minoranze linguistiche presenti nella nostra regione. C'è un'altra questione, quella della bandiera del Friuli. Vorremmo lanciare come sindaci una nuova proposta, che è quella che la bandiera del Friuli non sia esposta solo il 3 aprile, ma prendendoci noi la responsabilità, approvando un regolamento di consiglio comunale, introdurre delle altre date che siano significative per la storia del Friuli. Missione compiuta per Sofia Pellegrini, la 21enne friulana ha raggiunto in pochi giorni la somma necessaria per sottoporsi ad una delicata operazione che potrebbe permettere di tornare a camminare senza l'ausilio delle stampelle. Dopo solo 13 giorni, Sofia Pellegrini ha raggiunto il suo sogno, ricevendo in dono i 50.000 euro necessari a pagare l'intervento chirurgico a cui si sottoporrà il prossimo 9 maggio. A raccontarlo è la stessa giovane di San Marco di Mireto di Tomba, che fin dalla nascita soffre delle cisti di Terloff, malattia rara ancora non riconosciuta in Italia. Siamo qua oggi per dirvi una cosa bellissima di cui ce ne siamo accorte stamattina, è che abbiamo raggiunto la somma indicata per l'operazione e non ci avremmo mai pensato, non ci avremmo mai creduto. È bellissimo. La somma, raggiunta attraverso una straordinaria raccolta fondi lanciata sui social anche con l'aiuto di alcune inseparabili amiche, permetterà a Sofia di volare a Cipro, dove un neurochirurgo spinale americano tenterà di rimuovere le 3 sacche di liquido cerebrospinale che hanno costretto la friulana alle stampelle. Grazie a tutti, veramente. Siete stati in tantissimi, non so che cosa dire, sono felicissima. Davvero bello. 9 giorni all'insegna della cultura dell'Oriente, Udine si prepara ad accogliere a partire dal 22 aprile la 24esima edizione di Faris Film Festival.
Il FEF torna al Teatro Giovanni da Udine nella sua sede originale dopo 2 anni di incertezze dettate dalla pandemia, nel corso dei quali gli organizzatori sono stati costretti a reinventarne la formula. Il FEF edizione 24 sarà ancora una celebrazione collettiva del cinema asiatico. Ad affiancare il Teatro Nuovo con i suoi 1200 posti sarà il visionario avamposto delle sezioni speciali e delle retrospettive, mentre in città si svolgeranno diverse iniziative collaterali. Abbiamo 72 titoli, tra cui appunto 13 anteprime mondiali e moltissime star, per cui partiamo con il premio alla carriera a Takeshi Kitano, una leggenda del mondo internazionale, ma continuiamo anche con Steffi Tang, che è uno dei nomi da Hong Kong che vorremmo lanciare. Un festival che ha cercato di proseguire nonostante la pandemia, però quest'anno riesce praticamente a esprimersi a pieno. I festival cinematografici sono stati più agevolati perché il supporto del digitale è stato più immediato, però un conto è vedere il film a casa e un conto è vederlo al cinema, un conto è poter parlarne con gli amici, un conto è vivere la socialità che è lo spettacolo. Dove c'è cultura comunque ci sono ricadute economiche per il territorio, per tutto il territorio. Si prospetta un 2022 positivo per i produttori di asparagi della nostra regione e anche per la ripartenza degli eventi promozionali. Tra questi ci sarà la 21esima edizione di Asparagus. Il 2022 si prospetta come un'annata positiva per l'asparago bianco, uno dei prodotti più caratteristici della gastronomia friulana. La siccità invernale aveva messo in difficoltà la filiera produttiva, ma le piogge delle ultime 2 settimane, unite a temperature miti, sono bastate a risollevare sia i volumi di produzione sia la qualità. Il comparto degli asparagi guarda dunque con fiducia alla nuova stagione, caratterizzato oltretutto dalla ripartenza degli eventi con cui promuovere le eccellenze del territorio. Tra questi torna dopo 2 anni di stop Asparagus, organizzato dal Ducato dei Vini Friulani, che coinvolgerà 7 ristoranti della nostra regione. Questa manifestazione è iniziata nel 1981, siamo quest'anno alla 21esima edizione, riprendiamo per 7 venerdì consecutivi a partire da venerdì 22 aprile, il menù è fatto completamente da asparagi e l'obbligo per i ristoratori è di fornire esclusivamente i nostri meravigliosi vini friulani. La Camera di Commercio ha sempre sostenuto tutte le manifestazioni di carattere gastronomico e carattere culturale che vanno a valorizzare il territorio della nostra provincia. È un modo anche in un momento difficile come questo per dare un senso di forza a una normalità che a tutti quanti noi diventa difficile interpretare. Tra poco le notizie sportive in Sport FVG, in primo piano l'Udinese con Beto che dovrà stare fuori almeno un paio di settimane per infortunio, ospiterà l'Empoli, Salernitana e il Bologna. Grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Telefriuli.